Amici di Generazione No Stop, siete a Progetti per l'estate. Benvenuto Lillo Puccio. Ciao. Ciao a tutti, ciao caro. Allora, hai fatto tantissime cose, ho letto il tuo curriculum, hai fatto un'infinità di cose. La cosa primaria qual è? Sei un cantautore, ti conosciamo come cantautore e non solo. Sì, guarda, sì, questa è una cosa, comunque una caratteristica che mi ha sempre seguito negli anni, che calcola che io ho cominciato a scrivere canzoni, pensa un po', più o meno all'età di 7-8 anni. Ah, O meglio, addirittura. addirittura, sì, sì. Hai cominciato a buttare giù qualcosa. Sì, sì. O meglio, io ho iniziato veramente, mettevo le musiche alle poesie, musicavo le poesie. Hai Ah, iniziato così, a dare un po' di musica alle sì, poesie, questo è alle bello, bello. poesie. Quindi come inizio, ecco, già da piccolo musicavi le poesie, già è un buon inizio. Sì, quello Poi sicuramente mi ha. hai continuato e la prima cosa poi che hai fatto quando eri più grandetto, qual è stata? Sono state diverse. Come autore, tu dici, come autore. Sì. Ma come autore penso il mio debutto proprio importante è stato al Sanremo Famosi, penso del 92-93, adesso non ricordo precisamente l'anno, Ok. però nel 92-93 mi è capitato di partecipare alla selezione per Sanremo. Devo dire classificandomi anche abbastanza bene, solo che quell'anno lì ha vinto Laura Pausini, perciò tanto di Avevi cappello una per. buona concorrenza, avevi. Sì, una buona concorrenza, ha detto bene, ha detto bene. Quello, diciamo, è stato forse il debutto vero come cantautore, però come musicista, perché come ti dicevo prima, io ho cominciato proprio a mettere le musiche nelle poesie, nei vari testi, nelle cose. Quello l'ho sempre fatto, perché praticamente mi capitava come musicista, di mettere le musiche a delle commedie, a delle opere teatrali. Per questo poi mi sono avvicinato anche al teatro. Con chitarra, con pianoforte, cosa facevi? No, no, beh, io le musicavo con la chitarra, poi magari le orchestravo con la tastiera, avevo anche un computer, inizialmente un Atari, ti ricordi quelli belli malloppone, Ah, l'Atari, che tu mettevi, sì, e sì. con quello poi cominciavo un po'. Prima di continuare e quindi lasciando, diciamo, la tua tenera età, ecco, e poi raccontarci ora poi cosa hai fatto, ci fai sentire qualcosa, qualche spezzone di. Mi dici che cosa ci fai sentire pure? Ma guarda, ti faccio sentire sicuramente una canzone di un autore, Rino Gaetano, che ha segnato un po' un cambiamento nel mio percorso artistico. Perché Perfetto, prima poi facevo. Poi ti ci racconto. racconti cos'è per te Rino Gaetano, facci Ok. sentire un pezzo, un minuto, sì. Sì, sì, giusto un attimino. Lei sfogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari e alala. Aida, come sei bella. O vuoi cantare con me, Omar? Dai. Bella, bellissima. Aida. Questa era Ida. Bellissima, bellissima. Quindi ti sei avvicinata a Rino Gaetano per una tua passione, naturalmente. Cosa hai sviluppato tramite Rino Gaetano? Ma guarda, è stato io ascoltavo le canzoni di Rino, però non mi ero mai accostato al suo repertorio. Poi nel 2007, praticamente, dopo aver fatto varie esperienze musicali, ho suonato in vari gruppi musicali, formazioni varie, ecco, diciamo che lì si è delineata un po' questa esigenza di portare avanti il repertorio di Rino Gaetano. Ed era più o meno il 2007, quando ho cominciato io con altri tre miei amici proprio a cantare le canzoni di Rino. Ed è stato, devo dire, una svolta positiva perché mi ha permesso di suonare nei locali, di cominciare a frequentare anche le varie piazze, non soltanto quelle locali, ma abbiamo cominciato anche a spostarci, arrivando a toccare le più belle piazze, non solo siciliane, ma anche siamo arrivati anche in Calabria, anche fuori. Abbiamo fatto delle belle cose. Poi hai scritto delle canzoni molto interessanti. Me ne vuoi parlare tu? Mi dici in ordine cronologico, naturalmente. Sì, 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 questo con piacere, perché poi con Rino Gaetano, devo dire, ho approfondito forse questa dimensione cantautorale. Perché vedi, Omar, la cosa bella è che io, quelle cose che ho sempre fatto,
non ho cercato mai di copiare o di rifare le cose cercando di imitarle, ma ho cercato sempre di mettere la mia anima, cioè quella mia personalità. E con Rino è stato importante perché io sono entrato nelle sue canzoni. Rino in qualche modo mi ha trasmesso forse anche questa sua capacità, ecco, di scrivere. Non voglio dire che scrivo come Rino Gaetano, assolutamente, però mi ha avvicinato maggiormente a questo modo di raccontarmi e di scrivere. Raccontarti alla musica e raccontarti, sì. E di raccontarmi in un certo modo, capito? Un tuo brano, dove mi puoi fare il ritornello, un tuo brano che molti conoscono per adesso ti posso fare sentire quello del Sanremo, se vuoi. Quello che vuoi. Allora, vediamo se un po' se mi ricordo. Gli occhi sono i tuoi, lo sguardo come il mio, ancora soli sopra le strade, fino a quando conosco la noia, capirai adesso che ho la tua bellezza con cui confondermi. Quindi è molto appunto cantautorale il tuo genere. Sì, un po' pop, perché c'era anche un ritornello abbastanza orecchiabile. E devo dire che quell'anno lì il brano poi per diversi anni mi ha portato a un certo successo, perché in qualche modo la canzone era anche piaciuta, e di lì poi sono andato anche a Castrocaro subito qualche anno dopo, grazie a un amico impresario così che si occupava, manager, faceva delle cose sempre con questo brano, perché lui credeva in questa cosa, mi ha portato e poi sono stato a Roma a registrare in uno studio stratosferico. Alla vita c'era Marco Rinalduzzi, che è il chitarrista di Claudio Baglioni, di Venditti, e poi è stato il primo produttore di Giorgia. Ok. Sì, io sono arrivato lì nel suo studio e lui stava lavorando con il grande Alex Baroni. Perfetto. Diciamo che il periodo se n'è andato prematuro, però. Come? Sì. No, che se n'è andato prematuro. Sì. Una volta dopo qualche anno, ecco, Alex ci ha lasciati. Un ragazzo, devo dire, straordinario, molto semplice, molto alla mano. Era uno che ti dava anche dei consigli, delle cose. E non solo lui, ma anche il team, c'erano anche le persone che ho conosciuto. Ma per farti breve, io non lo sapevo, il tastierista che ho conosciuto sempre lì, grazie a Marco Rinalduzzi, che ha arrangiato le mie canzoni, sapevo che lui era il tastierista fidato di Antonello Venditti, ma non sapevo che aveva lavorato con Rino Gaetano, per dirti. Ok, giusto. Questa era una mia però ecco, mancanza, una mia ignoranza a riguardo, però l'ho scoperto dopo, anni dopo, leggendo sui dischi di Rino, e vado a vedere tastiere, Alessandro Centofanti, ed è stato il mio arrangiatore di quel progetto bello, che poi purtroppo è sfumato, perché come ti dicevo Marco Rinalduzzi lavorava con Alex Baroni, era comunque il perno principale di tutti i suoi progetti, e tutti gli altri più o meno stavamo lì in stand by, aspettavamo, e poi invece non se ne è fatto. Quindi dopo Roma cosa è successo? Cosa hai fatto? Qualcosa che ti ha segnato? Sì, ma lì ero un po' fermato, guarda, a scrivere, e ho cominciato a fare tanto teatro. Ma il teatro già lo facevo anche prima, però ho cominciato a fare teatro, fare sempre serate, musiche e cose varie, perché ero rimasto un po' deluso da quella parte musicale, dal mondo in generale. Dal mondo, sì, perché mi aspettavo, avevamo fatto già più o meno 8 brani, avevamo prodotto già anche, penso anche delle belle cose, però purtroppo non se ne è fatta nulla. Ecco. Nel mondo teatrale cosa hai fatto poi? Hai fatto diversi spettacoli, no? Sì, guarda, per citarne una, perché sono tanti progetti teatrali. Pure, sì. Io ho fatto veramente 3 lavori con un regista molto bravo, che vuol dire di un certo spessore, che è Guglielmo Ferro, il figlio di Turi Ferro, l'attore Turi Ferro, non so se adesso lo dico, ecco, per gli amici che ci ascoltano. Sì, Guglielmo Ferro. Con lui ho fatto diversi lavori legati proprio su Pirandello, con una compagnia teatrale del Teatro Pirandello di Agrigento, teatro pirandelliano di Agrigento, questo qua. Bello. E poi invece per arrivare invece ai giorni nostri con una compagnia di Vittoria, cattivo contatto,
con la quale siamo sempre in giro con degli spettacoli teatrali. Abbiamo fatto anche una tournée, penso un paio d'anni fa, siamo stati anche a Roma, abbiamo girato anche un pochino fuori. Devo dire, è stata una bella esperienza. Tu hai realizzato un progetto per il tuo paese, per la tua Favara, una canzone. Sì. Sì, ho fatto questo brano qui, non so se hai avuto modo tu di ascoltarlo, sicuramente. Sì, l'ho sentito, per questo ti dicevo. È una canzone che ha, devo dire, riscosso successo, perché cantavo un po' il mio paese, ma poi rappresenta un po' tutti i luoghi del cuore. Ci fai sentire la canzone dedicata come Favare di tutti, pensare che sia di un altro, ogni singolo gesto può cambiare le cose, se fatto col cuore rende tutto migliore. Favare di tutti, pensare che sia di un altro, la bellezza è un fiore che nasce ogni volta e vive dentro di te. La bellezza è un fiore che nasce ogni volta e vuole vivere. Bellissimo, ed è uno appunto ad amare la propria terra, a non spegnere mai quella fiammella che ci porta veramente a rendere grande la nostra. È stato un gesto d'amore verso il tuo paese. Tra l'altro ho visto il videoclip, è molto molto bello, molto particolare. Ci sei tu che cammini per le vie del paese, e poi tra l'altro è molto bello perché è tutta una sequenza, cioè niente, è tutta una sequenza. In diretta, ho trovato una bella camminata praticamente. Con una registrazione unica e ti trovi poi altre comparse che passano a fianco a te. Sì. Molto bello. Sì. Invito agli amici che ci stanno ascoltando ad andare su YouTube, perché devo dire, il video, la cosa bella, sai qual è, Omar? Che nonostante parli del mio paese, chi lo vede anche da fuori cantano la canzone. Io spesso mi incontro anche dei ragazzi o delle persone anche grandi e tutti che ogni tanto mi chiamano, ma anche di altri paesi, Favare di tutti, perché è molto musicalità, molto orecchiabile, questa musicalità che ti fa dimenticare che stai parlando di un luogo, come dicevo prima, quel luogo rappresenta il luogo che abbiamo nel cuore ognuno di noi, che è il nostro paese. Stiamo andando verso il termine della nostra puntata, della nostra diretta di oggi. Abbiamo qualche altra cosa di cui vuoi parlare? Che spesso mantengo un po' in secondo piano, però tu devi sapere che io per 20 anni ho svolto questa attività, ho fatto lo scultore. Sì, okay. La mia professione, ho fatto sempre l'artista, se vuoi, perché sono state sempre queste caratteristiche che mi hanno sempre seguito. La musica, il teatro, la musica, il teatro, l'arte in genere, ma soprattutto la passione, la pittura, però la passione per la scultura che mi ha permesso veramente di farla diventare un lavoro. Io per 20 anni ho lavorato in un mio laboratorio, grazie a mio papà che mi ha avviato a questa strada, e devo dire mi ha trasmesso tante cose. Per questo dico, vorrei accennare anche a questa passione, invitando veramente tutti i ragazzi, anche più piccoli, ma chiunque, anche a una certa età si può cominciare ad avvicinarsi all'arte, che può essere anche appunto la pittura, la scultura, perché sono dei mondi fantastici dove veramente tu ti chiudi, ma ti apri allo stesso tempo in un mondo che non ha confini. E ci sono sempre questo, infatti spesso appunto in queste interviste che faccio si parla appunto di questo, o che sia un ballerino o che sia uno speaker radiofonico, che sia, cioè, l'importante avere quel qualcosa dentro da trasmettere ed è molto bello questo. Ma la stessa cosa anche per la chitarra, ecco. Cioè comprare a un ragazzino una chitarra, un pianoforte, significa regalare la possibilità di avere un amico o un'amica per tutta la vita, perché uno strumento, cioè una chitarra. Perché ti aiuta a socializzare, la chitarra la porti in spiaggia, canti, diverti. Immediatamente hai un sacco di amici addosso, quindi bello. E con la scultura, ecco, con la scultura ho fatto diversi progetti. Nel 2017 mi pare, forse nel 2017 ho realizzato una scultura, devi pensare, ho legato la scultura alla musica. Ho realizzato praticamente una pietra sonora, dove io con dei tagli, delle sculture, delle cose che faccio
all'interno di questa pietra, poi la faccio anche suonare. E questo è, sì, questo è il coronamento del mio sogno, cioè legare le due cose, da scultura alla musica. Perfetto, bellissima, bellissima questa cosa. Il rosso perché rappresenta la Golgota, il Calvario, Golgota. Ah, ok, ok. Rosso Golgota, il rosso perché richiama naturalmente la passione di Cristo, il sangue, il mantello che spesso nell'iconografia classica viene rappresentato Gesù, e poi anche il rosso invece della violenza sulle donne. E io ho realizzato questa scultura che ti invito a vedere, perché non soltanto per la scultura in sé, ma per il messaggio. Certo. Il messaggio è soprattutto di non abbassare mai la guardia, perché soprattutto, e mi piace anche chiudere questo collegamento con te, perché tante ragazze, tante donne ci ascoltano, a volte la violenza sulle donne ha le chiavi di casa, cioè nel senso che si trova all'interno delle... dentro casa. Capito? Sì, dentro casa. Noi vogliamo salutare Lillo Puccio e lui ci saluta con una canzone, vero Lillo? Ci fai sentire un ritornello? Sì, faccio sentire un ritornello di un brano famoso. Naturalmente invito tutti quanti poi a sentire invece le mie canzoni su, ok? Perfetto. Inseguendo una libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, quando già credevo di esserci riuscito, son caduto. Chissà chi sei, chissà che sarà, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso ho paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera. Grazie Puccio, un abbraccio, in bocca al lupo e continua, mi raccomando, che fai belle canzoni, complimenti. Grazie mio. Io ti abbraccio e naturalmente saluto tutti quanti. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao.